Capitale della Cultura 2024, va di scena la finalissima. Vicenza è in corsa con altre 9 città italiane, tutte agguerrite, tutte pronte a investire su storia, arte ed eccellenze tipiche. Lo scatto finale non è ieri, non è domani, è oggi. È il giorno dell'audizione decisiva. La commissione ministeriale si collega da Roma ed è mezzogiorno e 47 minuti quando tocca alla città del Palladio. Il sindaco col suo staff si fa trovare schierato in uno dei templi della cultura di Vicenza, il Teatro Olimpico, il primo teatro stabile coperto al mondo, diretta esclusiva trasmessa da Media Nord-Est. Noi abbiamo un pacchetto storico legato al passato che è quello legato ad Andrea Palladio, quindi i palazzi, le ville, i percorsi, eccetera. Ora vogliamo guardare avanti. Silenzio, parlano le istituzioni, gli imprenditori che raccontano il progetto per il 2024, una città in cui tutti si mettono in rete, dai cittadini alle associazioni, dalle imprese alla diocesi, tutti produttori di cultura, anzi di invenzioni nell'accezione palladiana, dove l'invenzione è idea, intuizione, l'arte è invenzione, come sono invenzioni i prodotti dell'eccellenza vicentina, invenzioni che nascono dalla ricerca, dalle aziende all'avanguardia, da chiunque si impegni nel processo creativo del futuro. È un turismo industriale, come l'ha definito la Commissione, che è una novità assoluta. I musei all'interno delle aziende, le aziende che si aprono come musei e diventano visitabili ai cittadini. Cambiano gli scenari, dal Teatro Olimpico a Palazzo Chiericati, perché tutto è in gioco, tutto è in corsa. Le mostre in Basilica, i palazzi, le ville e non solo la città del Palladio, ma tutta la provincia, perché l'invenzione è bellezza senza confini urbani. La Commissione chiede quanto investirà Vicenza sulla cultura nel 2024. Normalmente Vicenza investe 8 milioni di euro l'anno. Per l'anno 2024 abbiamo già previsto oltre 4 milioni in più agli 8 milioni che già normalmente vengono investiti tra pubblico e privato e poi tutti gli investimenti sulle infrastrutture culturali che già sono in atto, sono in corso. Facendo un esempio, l'ampliamento del Chiericati, l'acquisto di Palazzo Tiene, piuttosto che i lavori sul Canneti, sull'auditorium Canneti. Questi alcuni esempi concreti che ho voluto portare alla Commissione. Un'ora che scivola via veloce, l'audizione termina così e dentro il 29 di marzo si saprà chi ha vinto, ma comunque andrà per Vicenza. È stata una vittoria perché la città del Palladio adesso ha sperimentato un sistema. I campanili della città hanno imparato a suonare insieme, c'è voglia di fare, c'è aria di rinascita. Essere capitale della cultura, in fondo, non è un titolo ma un merito.